Ragazzi, allora mi è venuta in mente un'idea bellissima. Perché non diamo un nome quando io faccio i video dove faccio i lavoretti? Non so cosa inventarmi, quindi ragazzi scrivetemelo nei commenti e sceglierò il più bello. Ciao a tutti, io sono Zoe e benvenuti sul mio canale! Oggi creatività! Faremo dei gelati bellissimi di tanti gusti che qua magari non ce ne sono proprio tutti, che tipo non c'è il fior di latte per dire. Potete scegliere voi i gusti. Per farli vi servirà questo forbice, matita o penna o pennarello, qualsiasi cosa che però tracci qualcosa, delle cannucce di vostro colore, del colore che scegliete, tantissimi fogli. Io in questo caso ho il verde, l'azzurro, rosso, lilla, giallo, il ventino, la carta Eva, che è anche la carta gomma crepla. e anche la gomma crepla. Se proprio volete, giusto, la cosa indispensabile, la Vinaville, la carta crespa, se proprio vogliamo fare quel senso di 3D. E poi l'ultima cosa, se volete potete metterci a qualsiasi cosa che volete per renderli belli. Adesso li punto. Arrivo subito. E qua non mica abbiamo tutti in una scatola, no. Bene, abbiamo la scatola dove ci sono le altre cose. Scusate. Abbiamo la scatola dove ci sono le altre cose, i pom pom e basta. Iniziamo, quindi prendiamo il nostro cono lilla, voi potete farlo marrone del colore che volete. Prendiamo matita o penna, pennarello, matita, vabbè, e formiamo una forma cono più larga, perché ecco, così ci sta il gusto. Infatti adesso prendete le forbici che sono più grandi di me. Vedo la mia mamma che mi sta guardando in modo strano. No, vedo ho così. appoggiato la cosa. No, perché non vedo nello schermo, dai, ho il riflesso. Perché sei cieca. Anche. È perché sono abbagliata da quella luce. Io ragazzi adoro fare le creatività perché diciamo che è il mio miglior passatempo. Ok, abbiamo fatto 2 coni, diciamo. Ah no, aspetta che l'ho messo al contrario. Diciamo identici. In questo video c'è una nuova iscritta che si chiama Matilde e Matilde ti mando un sacco di bacini. Ciao! Perché dobbiamo farlo doppio? Perché adesso con la Vinaville andiamo ad attaccare tutti i lati tranne quello sopra, perché lì ci starà il nostro gusto del gelato. Stavo già sbagliando, ma per fortuna mi sono fermata. Ok, vai, perfetto. Facciamo finta che è tutto ben asciugato, è tutto fatto, ok. Allora, vedete che adesso ragazzi, prendo un attimo questa per aprire bene dentro, per non fare guai. Alberello. Adesso che abbiamo fatto il cono, con quello marrone, vado a prendere il pennarello marrone. Adesso con il pennarello intero dovrebbe venire, però anche con la matita viene bene. Visto che non ho voglia di prendere il rigallo, uso questo. Per fare sapete le striature? Sapete le striature che ci sono nel cono, che formano i quadratini? Ecco, dobbiamo fare quelli. Vi faccio paura? No, non vi faccio paura perché sono la vostra youtuber preferita.
Vediamo. Brutto. Brutto. Vabbè, Cavolo. dai, va bene lo stesso. Fai i Vabbè ragazzi, quadratini. voi fatelo meglio, va. No, ma sapete perché? Perché c'è la colla, poi quando è asciutto, perché è la colla, c'è la colla bagnata ancora. Perché a noi le cose piace farle live, non le proviamo mai prima, vero? No, Dai, vabbè, vai. stavo dicendo che adesso poi quando si sarà asciugata la colla la farò meglio, perché così è bruttissimo. Ragazzi, prendiamo il colore che volete usare per il gusto. Io in questo caso la fragola. Quindi appoggiamo il nostro cono sulla carta e ci disegniamo lasciando un po' di bordi. Si è scaricata la penna. Taglia. No, Perché? perché no. Devo fare Ah, quello che si infila nel cono. questo così. Così si infila di più nel cono. Ok, tagliato, guardate che carino. Vediamo come sta dentro il cono. Ragazzi, guardate che bello. Che schifo l'ho beccato. E adesso lo decoriamo di prendere un pompon rosso, la fragola. Ah, la fragola. Vabbè, prendiamo il biadesivo e poi mettiamo qua. Vabbè, almeno con il biadesivo almeno il pompon ci sta attaccato, infatti guardate. La fogliolina sembrano quei marshmallow quadrati, che a me non piacciono. È semplice. Adesso prendiamo la cannuccia e la tagliamo in tanti piccoli cilindri. Mettiamo la colla sulla cannuccia e andiamo a posizionarla nel nostro gelato. Ragazzi, guardate che carino. Ta-da! Questi sono un po' le decorazioni, chiamiamoli tipo zuccherini. Tra poco ne facciamo un altro. Intanto finisco un attimo qua di fare i bordi qua per completare il nostro cono. Ragazzi, adesso ne facciamo un altro e faremo un magnum. Infatti, vi servirà una stanghetta. Poi la cosa bella è che potete creare tanti gusti e toglierli e mettere tipo, in questo caso faccio un esempio. Possiamo fare che tolgo questo, ho quello al cioccolato, prendo quello al cioccolato, metto quello al cioccolato. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con il cono, lasciando non incollata questa parte. Lo andiamo a posizionare e andiamo a schiacciare bene tutti i bordi. Ragazzi, allora mi è venuta in mente un'idea bellissima. Perché non diamo un nome quando io faccio i video dove faccio i lavoretti? Non so cosa inventarmi, quindi ragazzi scrivetemelo nei commenti e sceglierò il più bello. Un esempio per dirvi come sarà. Ciao a tutti, io sono Zoe, benvenuti sul mio canale, benvenuti sul mio... No, non posso fare, aspetta. E oggi è una nuova puntata di Crea con Zoe. No, perché mi si è Incollato. incollata. Possiamo semplicemente rifarlo. Ok ragazzi, ho tolto un po' la colla. Quindi sto facendo così. Adesso provo a mettere sempre il nostro amico bastoncino. Oh sì, vedete? Oh, ci metto qualche decorazione, qualcosa. Quindi adesso vado a posizionare gli zuccherini.
Vi ho detto che li chiamo zuccherini perché non so come chiamarli, però comunque mi è venuta un'idea. Voglio fare questo lato tutto di zuccherini, di cilindri di cannucce rosa e l'altro di cilindri di cannucce blu. Ragazzi, questa è la facciata rosa e adesso qua vado a fare la facciata blu. Il lato azzurro è fatto. Ragazzi, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi e attivate la campanellina. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro preferito. Vi consiglio di provarli a casa, anche se non avete tutto la corrente, vabbè, potete inventarmi qualsiasi cosa. Io li adoro, tutti e due. Ragazzi, ciao!